Io non so voi, ma è come se stasera avessi avuto un déjà vu del campionato. L'Inter passa contro il Como per 3-2 e rimonta dopo che il Como si era portato in vantaggio per 2-0. Si fa rimontare di 3 gol e l'Inter va in finale di Coppa Italia, attendendo la partita di domani sera alle 21 tra Atalanta e Lazio. E ragazzi, adesso ci addentriamo un pochettino nella partita e credo che questa partita sia stata la dimostrazione della mancanza di esperienza da parte di chi sta in panchina del Como e chi va in campo, dei giocatori del Como. Adesso ci arriviamo con calma. Ragazzi, inizio col DV, cliccate sulla campanella, iscrivetevi ai nostri video, mettete like ai nostri video e commentate se vi fa piacere, così facciamo girare questo algoritmo e noi vi abbracciamo tutti virtualmente. La partita inizia in maniera molto arremmante da parte del Como, prende anche un palo, se non sbaglio, con Kempf sugli sviluppi di un calcio d'angolo, i ritmi sono alti, mette un po' alle corde l'Inter e va e segna l'1-0 con Baturina, che è un gioiellino, è un bellissimo giocatore, anche oltre al gol ha fatto delle azioni anche in solitaria, bello, mi piace, molto interessante Baturina. E lì l'Inter inizia a dire cazzarola, stiamo sotto in casa, ci giochiamo la finale, dobbiamo cercare di riattaccare, di riaggredire il Como. E il Como inizia piano piano ad indietreggia, abbassa il baricentro, finisce però fortunatamente il primo tempo per il Como 1-0, si va negli spogliatoi, si ritorna in campo nel secondo tempo, pronti via, da Cugna con un'imbucata di Nico Paz, buca d'angolo, mette a segno il 2-0 per il Como. Perfetto. Ed è là, ragazzi, che c'è il problema. Perché piano piano, se non sbaglio, dal 48esimo che ha segnato da Cugna, lo vado a recuperare, ma credo che sia quello il minuto. Dal 48esimo, sì, dal 48esimo che segna da Cugna, il Como indietreggia, abbassa il baricentro piano piano, un po' sia per demeriti loro, un po' ovviamente per merito dell'Inter, ed è là, come dicevo, che c'è la svolta della partita. Non puoi abbassare così tanto il baricentro, devi cercare di avanzare, anche se è normale, tu stai sul 2-0, cerchi di difendere il risultato, hai dei giocatori che possono puntare sulla velocità, sulla profondità, quindi puoi andare a puntare su un contropiede, ma non puoi farti mettere alle corde, perché l'Inter ha tutte le carte in regola per poterla ribattare e soprattutto vieni da 10 giorni fa, quando era? 10 giorni fa, la partita che tu hai perso, tu Como, tu Fabregas, tu giocatori, tu hai perso da questo risultato qua. Devi fare esperienza da quella partita lì. Devi prenderla come esempio, come modello. E invece questo non è stato fatto. E stesso da Fabregas non è stato fatto. Perché va bene che poi Çalhanoğlu segna un bellissimo gol, anche solo con una leggera deviazione di Jacobo Ramon, con una leggera deviazione di tacco che mette fuori causa Butes, e quindi quel gol segna il 2-1 e accorcia le distanze per l'Inter, ma la Fabregas non, a mio modesto parere, poi non so ragazzi, ditemi voi se siete d'accordo, ma tu non puoi mettere Diao togliendo Duvicas. Cioè, se metti Diao, va bene che tu vuoi puntare sulla profondità di Diao, sul contropiede, ma Diao non è una punta. Diao non ti può far salire la squadra. In quel momento tu non puoi lasciarti mettere alle corde dall'Inter e abbassare ancora di più il baricentro. A te serve che qualcuno ti tenga palla, ti faccia salire la squadra. Anche se Morata quest'anno non ti ha dato quello che ti poteva dare, tu hai Morata in panchina, fai entrare Morata e quantomeno hai un punto di riferimento davanti che ti aiuta a far salire la squadra. E invece questa cosa non è successa, hai messo Diao per poter ripartire in contropiede. Infatti poi Diao ha avuto subito, appena entrato, la palla del 3-1, non è stato, forse era ancora
un po' dormiente, un po' con le gambe non troppo fresche, che era appena entrato, e la spara proprio sulle braccia di Pepo Martinez. Quindi poteva, con i se e con i ma ovviamente non si va da nessuna parte, però poteva cambiare la partita in quel senso lì. La partita non è cambiata, anzi il catenaccio, il canovaccio della partita è stato sempre lo stesso. E più si andava avanti col tempo, più l'Inter prendeva consapevolezza del fatto che il Como aveva abbassato il proprio baricentro, non attaccava più. E quindi, ripeto, l'Inter ha tutte le carte in regola per ribaltartela questa partita. Tu te le la devi pensare sta cosa, ci devi pensare. E in contrapposizione alla scelta di Fabregas di non mettere una prima punta, di mettere Diao al posto di Duvicas, che era stanco, c'è quella di Kivu, che scompagina un po' tutta la tattica, toglie Di Marco, fa entrare Andy Diouf, gioca con gli esterni invertiti e lì cambia lo spartito, cambia la musica, cambia tutta la musica e c'è poi l'arrivo al secondo gol di Çalhanoğlu, che ancora una volta colpevoli quelli della difesa del Como perché lo lasciano completamente solo. Una imbucata di Sucic, un altro giocatore interessante è Sucic, che nella prima parte della stagione ha fatto tante cose all'Inter, per calato un pochettino, ma ha i suoi diciamo, le sue prestazioni, alcune delle sue prestazioni sono molto interessanti. Sucic imbuca centralmente Çalhanoğlu, che ti resta tutto il tempo per indirizzare il pallone in porta. La difesa del Como chiama un fuorigioco che non esiste e là la partita si fa sul 2-2 e l'Inter lì deve azzannare la preda. L'Inter può farlo, l'Inter lo sa, è consapevole della forza e i giocatori là, ecco che poi si dimostra in questo caso anche l'inesperienza dei giocatori che sono giovani del Como. Là sei sul 2-2, mancano 10 minuti, se è all'86esimo, non sbaglio, stavano all'86esimo, mancano 10 minuti, erano 4-5 minuti più il recupero. Tieni botta fino portatele supplementari. L'avete fatta rimontare sta partita, portatele supplementari, invece così non è stato. Così non è stato perché dopo 3 minuti Çalhanoğlu ricambia il favore a Sucic con un bellissimo tiro a giro in buca Butes. E lì il Como si mangia le mani. Perché per l'ennesima volta, per la seconda volta nel giro di 10 giorni si fa rimontare dopo che era andato in doppio vantaggio. Potevi gestirla in maniera differente questa partita e invece così non è stato. Gli ultimi minuti c'è un po' un ribaltone, nel senso che il Como cerca di assediare l'Inter, ma con poche cose. Ormai la frittata, secondo me, da parte della squadra dell'Ariani era fatta. L'Inter, dopo 6 minuti di recupero, va in finale, finisce la partita, migliore in campo Çalhanoğlu, che ve lo dico a fare, 2 gol più un assist. Sucic cambia la partita. Onore a Kivu, perché devo dire la verità, il cambio, cioè l'inversione degli esterni a piede invertito ha, diciamo, dato un po' di confusione nel Como, e l'Inter meritatamente passa in finale, ha la possibilità di fare questo doblete, attendendo la finalista che uscirà domani tra Atalanta e Lazio, che vengono anche loro da un pareggio di 2-2 giocata prima a Roma, l'andata, e adesso domani giocheranno a Bergamo. Quindi domani è tutto da vedere, sarà una bella partita. Chissà. Ragazzi, lo scopriremo nelle prossime puntate, nel senso che lo scopriremo domani. Ci vedremo nelle prossime puntate, nei prossimi video. Mi raccomando, lasciate un like e commentate se vi fa piacere. Ciao ragazzi, alla prossima.